Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli del telegiornale. Duro colpo al clan Scalisi di Adrano, nel catanese 14 arresti, carcere anche il reggente. Il procuratore Curcio sui detenuti con i cellulari in carcere dice così si vanificano le indagini. A Lentini, nel siracusano, arrestato un latitante, doveva scontare 10 anni di carcere per diverse rapine agli anziani. Nel suo covo, collegato con un appartamento, rinvenuto un vero arsenale di armi. Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti boccia 2 delibere del CIPES, chiede chiarimenti su altri punti il Ministero. L'opera non è in discussione. Sulla circonvallazione di Catania saranno installate altre 10 telecamere. Il Comune ha chiesto un finanziamento per la realizzazione, ad annunciarlo a Telecolor il sindaco Trantino. Calcio, occasione sprecata per il Catania che nel primo derby siciliano di Serie C pareggia al provinciale di Trapani 1-1. Prima vittoria, ma anche primi punti per il Siracusa che batte in casa 2-1 il Potenza. Succede tutto nel secondo tempo. In 3 minuti i leoni trascinati da un super valente. Bentrovati, duro colpo ieri al clan Scalisi con l'arresto di 14 persone seguito a quello di 10 fermi della scorsa settimana. In carcere anche il boss che stava organizzando una spedizione contro chi pensava fosse l'assassino del figlio 17enne. Ma sentiamo. Pietro Lucifora aveva organizzato la vendetta nei confronti di chi pensava fosse coinvolto nella morte del figlio 17enne Nicolò, ucciso a coltellate durante una rissa la notte del 20 aprile a Francofonte, nel Siracusano, nonostante l'autore di quell'omicidio sia già in carcere. Così, per quell'agguato, i cui obiettivi non sono ancora stati individuati dagli inquirenti, è partito un comando da Chieti, utilizzando anche false divise da carabiniere e un furgone senza GPS, e con l'aiuto dello zio del boss Lucifora, Pietro Schilirò, e di alcuni familiari. La spedizione organizzata per la fine di settembre è stata bloccata. Un duro colpo allo storico clan Scalisi radicato ad Adrano, con l'arresto di 14 persone, mentre 10 sono state già fermate la scorsa settimana. Le indagini della squadra mobile di Catania e del commissariato di Adrano, ed estese anche in una decina di città, hanno fatto luce su estorsioni a imprenditori edili e agricoli, commercianti, proprietari terrieri e venditori ambulanti, nonché intimidazioni consistenti nell'incendio di veicoli. Sequestrato oltre 1 chilo di droga tra cocaina e marijuana e 3 pistole. Tra gli indagati anche alcuni detenuti che comunicavano dal carcere utilizzando telefoni cellulari. Ci si chiede come sia possibile che i detenuti si organizzino e gestiscano piani criminali dalla cella. Probabilmente a livello più elevato del nostro, chi ha la responsabilità amministrativa e politica della gestione delle carceri dovrebbe porsi il problema di schermare nel modo più opportuno gli ambienti carcerari. La soluzione per Curcio. Se all'interno del carcere il telefonino, diciamo così, non può essere usato perché l'ambiente è schermato, allora a questo punto sarebbe del tutto inutile avere i telefonini. Il lavoro degli inquirenti vano quando chi è in carcere continua a operare come quando era fuori. Si lavora per anni, si fanno processi che costano milioni di euro, che costano il sudore della polizia giudiziaria, dei magistrati, e poi chi viene condannato continua a fare quello che faceva prima. Ma vi pare possibile? Adesso andiamo a Lentini. È stato arrestato un latitante, doveva scontare 10 anni di carcere per diverse rapine compiute nei confronti degli anziani. Si nascondeva in un covo che era collegato a un appartamento e all'interno di questo covo è stato ritrovato un vero e proprio arsenale di armi. Desiree Ferlito. Si nascondeva in un covo appositamente creato collegato ad un appartamento di un suo familiare. A Lentini è arrestato un 35enne condannato a quasi 10 anni di carcere, latitante da circa 1 anno. A suo carico rapine perpetrate ai danni di anziani. L'uomo, dopo aver fatto irruzione all'interno delle loro abitazioni, faceva razzia di denaro e valori. All'interno del nascondiglio gli agenti hanno scoperto apparecchiature informatiche che servivano, oltre a difendersi da visite non gradite da parte delle forze dell'ordine, sistemi di videosorveglianza e interfono per comunicare tra appartamenti diversi senza essere intercettato, anche ad allietare la sua latitanza, smart TV e console videogiochi.
Gli investigatori hanno inoltre rinvenuto un vero e proprio arsenale occultato in una finta parete, 2 Kalashnikov e 6 caricatori, 2 pistole semiautomatiche, un revolver e una pistola ad aria compressa, un fucile a pompa calibro 12 e una Magnum con cartucce di vario calibro. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi finalizzati ad acclarare se intorno all'uomo ci fosse una rete di fiancheggiatori che gli abbiano assicurato una latitanza tranquilla fino ad oggi e come si sia procurato e a cosa potesse servire un tale quantitativo di armi sequestrate. Proseguono le indagini sulla morte di Marco Chiaramonti, l'istruttore di tennis agrigentino deceduto in un incidente in moto a San Leone. C'è un primo indagato per l'incidente. Si tratta di un funzionario comunale responsabile della manutenzione stradale. Sabato sarà eseguita l'autopsia. Una sostanza disincrostante nella bottiglietta dell'acqua e lo scherzo di cattivo gusto che un quindicenne ha fatto alla compagna di classe ad Avola nel siracusano. L'avrebbe definita una bravata, per fortuna della giovane, finita soltanto con uno spavento. La ragazza ha notato che nella bottiglietta c'era qualcosa di strano e, accompagnata dalla madre, subito corsa in ospedale. I carabinieri avrebbero trovato una bottiglietta di acido nello zaino dello studente, che nel pomeriggio ha confessato. Dell'accaduto è stata informata la procura dei minori. Cambiamo argomento, il ponte sullo Stretto. Arriva la Corte dei Conti che chiede dei chiarimenti sulla delibera del CIPES che ha approvato il ponte. Secondo la magistratura contabile mancano delle motivazioni e delle valutazioni sui nodi cruciali. Ma sentiamo Francesco Triolo. La Corte dei Conti tira il freno a mano nella corsa al ponte sullo Stretto. Sono arrivati infatti diversi rilievi sulla delibera del CIPES da parte dei giudici contabili che hanno chiesto chiarimenti su più fronti alla Presidenza del Consiglio, che avrà adesso 20 giorni di tempo per fornirli. In particolare per la magistratura contabile la delibera del CIPES si appalesa più come una ricognizione delle attività intestate ai diversi attori istituzionali del procedimento che come una ponderazione delle risultanze di dette attività sotto il profilo sia fattuale che giuridico. Tra gli aspetti procedurali, i magistrati sottolineano come, viste le modalità con cui sono stati trasmessi i documenti, ovvero con link che rimandano al sito della Stretto di Messina, si chiede la formale acquisizione degli stessi atti del MIT e del CIPES. Le reazioni sono state immediate. Il PD, attraverso il capogruppo alla Camera Anthony Barbagallo, parla di una sonora bocciatura che mette in discussione l'impianto stesso del progetto. Invitano Salvini e il governo a smetterla con gli annunci propagandistici. La D della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, ha voluto evidenziare che l'ufficio di controllo della Corte non ha espresso alcuna bocciatura, giudizio di inadeguatezza né richieste di integrazione del progetto definitivo. Stretto di Messina, di concerto con le istituzioni interessate, ha detto è pronta a fornire tutti gli elementi utili per consentire alla Corte di completare l'istruttoria finalizzata alla registrazione della delibera CIPES, nella consapevolezza di aver operato nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa italiana ed europea. Nessun commento dalla Corte dei Conti. Si tratta di una fase interlocutoria e non pubblica, spiegano fonti della magistratura contabile. Il ponte sullo Stretto non è in discussione, gli uffici competenti sono già al lavoro, ha precisato invece in una nota il Ministero delle Infrastrutture. E ci sono buone notizie per i conti della regione siciliana. Zerato il disavanzo, la Sicilia libera oltre 2 miliardi per investimento e l'annuncio è arrivato direttamente ieri in conferenza stampa da parte del governatore Schifani. Marco Gullà. Dopo almeno 10 anni consecutivi di deficit di bilancio con punte negative per oltre 7 miliardi di euro, la regione siciliana chiuderà quest'anno con un avanzo di 2,15 miliardi di euro. Un dato positivo che il presidente della regione, Renato Schifani, ha annunciato in conferenza stampa a Palazzo d'Orleans. Hanno dati senza precedenti che ci consentono di azzerare totalmente il disavanzo di 800 milioni, avere una maggiore disponibilità di 2 miliardi e 200 milioni che utilizzeremo per investimenti. Il percorso di crescita della Sicilia che abbiamo avviato trova conferma oggettiva in queste nuove maggiori entrate. Il dato emerge dal rendiconto generale 2024 approvato dalla Giunta. Il documento contabile evidenzia un recupero di oltre 3 miliardi di euro nell'ultimo esercizio che ha permesso non solo di azzerare il disavanzo del precedente esercizio 2023 pari a poco più di 900 milioni di euro, ma anche di realizzare un avanzo superiore ai 2 miliardi. Ma noi in questi 2 anni non siamo mai andati a Roma col cappello in mano.
anche perché non c'è stato bisogno e anche perché non abbiamo trovato l'esigenza con un governo che guarda con rispetto i nostri sforzi. Oggi credo che i siciliani possano essere un po' più sereni per il loro futuro. La Regione adesso potrà contare su spazi finanziari più elevati da utilizzare già nella prossima legge di stabilità anche attraverso la fiscalità di vantaggio. Adesso ci spostiamo alla città di Catania, andiamo al villaggio Santa Maria Goretti, dove il pericolo arriva dall'alto, da alberi che trascurati mettono a rischio l'incolumità di pedoni e automobilisti. Tonino De Mana. Pendono come spade di Damocle sui passanti, che siano residenti o turisti, poco importa. Al villaggio Santa Maria Goretti, tristemente noto per gli allagamenti causati dalle piogge, gli alberi mettono a rischio l'incolumità di tutti e con l'arrivo dell'autunno cresce la preoccupazione degli abitanti del villaggio. Questi alberi sono un pericolo per noi cittadini e anche per le persone dell'aeroporto, cose che cadono, come state vedendo. Qua c'è un esempio. La potatura è assente da quanti anni? Quasi 5 anni che non si fa niente. Si può vedere che al minimo vento cose cadono sempre alberi. Fino alla settimana scorsa una macchina è arrivato anche un ramo. L'albero è stato scassato, tutto cosa non funziona niente. E la cosa è problematica. Grossi rami sono già caduti e restano per giorni e giorni sui disastrati marciapiedi, rendendo difficoltoso il transito dei pedoni. Un'immagine poco edificante è quella che vi proponiamo, con turisti diretti all'aeroporto, costretti ad autentiche gincane per evitare gli ostacoli. Passaggi pedonali altamente pericolosi, con ferri arrugginiti ovunque e foglie disseminate a terra che in caso di pioggia rischiano di provocare rovinose cadute. Spazzino passa, casco pare le spalle e tiro ritto. Su spazio ci diciamo qualcosa ne rimprovera magari. E mentre la stagione delle piogge si avvicina, si attende ancora la pulizia del torrente Forcile, letteralmente ricoperto dalla fitta vegetazione. A giudicare dalle immagini, tutto sembra, tranne un corso d'acqua. E restiamo a Catania. Il Comune ha chiesto un finanziamento per installare altre 10 telecamere sulla circonvallazione. L'annuncio è stato del sindaco Enrico Trantino proprio ieri durante il nostro consueto focus del mercoledì. Sentiamo. Abbiamo noi presentato una richiesta proprio qualche giorno fa alla Regione Siciliana per intercettare 150.000 euro per l'installazione di 10 telecamere che vogliamo destinare interamente alla circonvallazione, perché vogliamo avere lo sguardo vigile su tutta l'arteria, visto quello che succede. Nonostante gli importanti interventi compiuti, l'abbiamo già detto, sui semafori e sugli autovelox, che qualcuno ogni tanto lamenta per la presenza, ma che hanno costituito un forte deterrente all'alta velocità, hanno certamente reso migliore la circonvallazione, ma purtroppo gli incidenti mortali ci sono stati e continuano ad esserci, e noi non possiamo permetterci un tale sacrificio di vite umane. E adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco per occuparci del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica del Mediterraneo. Torniamo. Seconda parte di Sicilia 24, la reazione dei genitori dei piccoli pazienti del CCPM di Taormina dopo i sì espressi sull'inserimento del centro di cardiochirurgia nel piano della nuova rete ospedaliera. Il servizio. L'approvazione della nuova rete ospedaliera all'ARS dà il via libera all'integrazione all'interno della stessa del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Era questo un passaggio fondamentale che attende adesso l'ok definitivo da parte del Ministero della Salute, con il quale c'è stato già un'interlocuzione tra il presidente Schifani e il ministro Schillaci. Cosa accadrà in concreto ancora non si conosce, ma questo intanto è un punto fermo per il comitato dei genitori dei piccoli pazienti. Ad oggi non sappiamo in che modalità viene mantenuto questo reparto, infatti noi speriamo che rimanga e che mantenga soprattutto i livelli che ha sempre avuto. Lo chiediamo non solo per i nostri figli, ma per i figli che verranno, per tutti i piccoli e grandi pazienti affetti da cardiopatia congenita. Quindi auspichiamo che possano essere garantiti i canoni di eccellenza che hanno contraddistinto da sempre naturalmente il CCPM. Su questo noi vigileremo e cercheremo di tutelare la specificità del centro e la sua operatività.
La Regione proseguirà ora l'iter per l'approvazione definitiva del piano da parte del Ministero e la sua attuazione con attenzione alle aree interne e ai poli di eccellenza, proprio come Taormina. I punti di eccellenza, la cardiochirurgia di Taormina confermata nella rete ospedaliera è meravigliosa perché è una lotta del Presidente. Altra cosa meravigliosa è il DEA di secondo livello previsto per Siracusa, un nuovo ospedale, quindi le cose ci sono. Ad Agrigento, la quarta passeggiata dei ricordi promossa dall'azienda sanitaria provinciale nel mese mondiale dell'Alzheimer. Una giornata di emozioni e speranza per pazienti e famiglie in un posto suggestivo, la Valle dei Templi. Davide Sardo. Un viaggio nella memoria tra profumi, suoni e colori senza tempo. La Valle dei Templi di Agrigento ha fatto da cornice alla quarta edizione della Passeggiata dei Ricordi promossa dall'azienda sanitaria provinciale di Agrigento in occasione del mese mondiale dell'Alzheimer. L'iniziativa ha coinvolto pazienti e famiglie in un percorso capace di stimolare i sensi, evocare ricordi e rallentare il declino cognitivo attraverso una terapia non farmacologica. Cerchiamo di riportare ad una quotidianità pazienti che in questo momento magari sono chiusi nei loro disturbi, nelle loro malattie, quindi è una festa. Musica, canti e tradizioni popolari hanno reso speciale la giornata, un ponte tra memoria e presente nel segno della dignità e della speranza. Siamo al calcio, il derby del provinciale di Trapani è finito ieri sera 1-1. A Fischnaller risponde Lunetta, primo tempo dominato dal Catania, nella ripresa però viene fuori il Trapani. Sentiamo Marco Carli. Un punto ciascuno non fa male a nessuno, anche se alla luce del primo tempo è il Catania che esce con più rammarico dal provinciale. Finisce 1-1 fra Trapani e i rossazzurri. Toscano fresco di rinnovo è in tribuna per squalifica. In campo 2 cambi rispetto all'ultima, Corbari in mezzo e Lunetta dal primo minuto dietro forte al posto di Jimenez. Dopo un avvio in cui il Trapani impensierisce la retroguardia etnea, soprattutto con Canotto, è il Catania a prendere in mano l'incontro costruendo un gran numero di occasioni. Cicerelli impegna Galeotti su punizione. Casasola, brillantissimo sulla destra, serve forte che non arriva per un soffio sul cross. La stessa coppia ha un altro spunto qualche minuto dopo. Questa volta Forte riesce a concludere ma trova una deviazione e la parata del portiere. Sul finale di tempo Lunetta si presenta in area, serve indietro, arriva Corbari che manda al lato di un soffio. Come aveva dominato sulla destra nei primi 45 minuti, il Catania soffre sul suo out di sinistra in avvio di ripresa. È il Trapani adesso a fare la partita. Fischnaller serve Grandolfo in mezzo che inciampa e cade e non riesce ad andare alla conclusione da posizione favorevole. Sempre dalla destra spiove il cross su punizione di Benedetti, su cui Fischnaller incorna per l'1-0 dei Granata. Il Catania accusa il colpo e rischia di subire il raddoppio. Ancora Fischnaller, il migliore dei suoi, non arriva per un soffio sul tiro cross di Canotto. Michele Napoli a quel punto richiama Celli, non prima che l'esterno arrivi alla conclusione ben parata da Galeotti. Entra Donnarumma che è subito protagonista. Dal suo cross di sinistro nasce l'occasione per Lunetta che è bravissimo a controllare e a battere di destro il portiere Granata 1-1. Il Catania ha il tempo di non concretizzare una nuova occasione con Forte che questa volta conclude fuori dopo l'assist di Lunetta. Entra anche Stoppa che va a contatto con Salines in area di rigore. Napoli spende la card ma al video support l'arbitro conferma la sua decisione iniziale. Niente penalty, si resta sull'1-1, un bel derby ricco di emozioni. Il Catania ha dimostrato dopo 2 partite giocate male di poter tornare a recitare da protagonista, soprattutto se riuscirà a recuperare la svelta agli infortunati. Caturano sarà fra i disponibili a Cerignola. Il Trapani resta imbattuto, senza la penalizzazione sarebbe a quota 12 e si conferma fra le squadre top del girone. Adesso andiamo al Siracusa, primo successo stagionale, succede tutto nel secondo tempo in 3 minuti, i leoni sono trascinati da un super Valente, ribaltano il Potenza e vincono per 2-1. Marco Petrolito.
Va sotto, soffre, poi rimonta e finalmente può sorridere. Dopo 5 sconfitte consecutive il Siracusa getta il cuore oltre l'ostacolo e conquista i suoi primi 3 punti stagionali, piegando in rimonta un Potenza che aveva interpretato bene la gara e aveva trovato anche il vantaggio nella ripresa prima di subire la reazione dei leoni azzurri. La prima vera occasione del match arriva al 18° con Valente che controlla bene con il tacco e calcia di sinistro senza inquadrare la porta. 2 minuti dopo è lo stesso Valente a crossare per Guadagni che di testa manda al lato. Nel finale di tempo ci provano Capanni, parata di Alastra e dall'altra parte Petrungaro, tiro deviato in angolo dopo una bella percussione centrale. La ripresa si apre con Capanni che ben servito in profondità manda a spasso la difesa lucana e va con il destro centrando in pieno il palo. Ma alla prima vera occasione, sugli sviluppi di un'azione di rimessa, a passare sono gli ospiti. Selleri fugge sulla destra e serve D'Auria che tutto solo in area supera Farroni. Il Siracusa accusa il colpo e rischia di subire il gol del raddoppio, ma Farroni salva con 2 grandi interventi, prima su Selleri e poi su Petrungaro. E al 66°, nel momento forse più difficile, arriva il pareggio azzurro. Tiro cross di Valente dalla sinistra e clamorosa indecisione di Alastra che regala il gol della speranza agli azzurri. Il Siracusa ci crede ed è ancora Valente, dopo 3 minuti, a mettere in mezzo per Puzzone che svetta di testa e firma il 2-1 per la gioia degli 8.000 del De Simone. Il Potenza prova ad attaccare a testa bassa, tentando il tutto per tutto, ma a parte una conclusione alta di Mazzeo, non crea più nulla. Vittoria che rappresenta una vera boccata d'ossigeno per il Siracusa, che ritrova il morale e la convinzione di poter ripartire e risalire la classifica. Turati può dunque sorridere, i suoi leoni hanno finalmente mostrato quella determinazione e la cattiveria agonistica che proprio il tecnico aveva invocato alla vigilia. Adesso testa al Cosenza, che domenica, sempre in casa al De Simone, rappresenta il prossimo scoglio da superare. Non ci sono altri aggiornamenti, dunque questa edizione di Sicilia 24 finisce qui. Io vi ricordo il prossimo appuntamento con il nostro telegiornale alle 14 su questa rete. Vi lascio adesso alla rassegna stampa curata da Angelo Gagliano. A tutti una buona giornata.